Countdown completato. Luci accese, macchina in movimento, Criterium Romagnolo, premio Balestri e Balestri, immagini e spazi per comunicare. 2 anni di qualità, sono in 5 al via, ma tanto interesse sotto profilo tecnico. 1 Bonita Bar, Roberto Andreghetti, 2 Blasco Real, Roberto Vecchione, 3 Blue Train, Davide Di Stefano, 4 Buena Suerte B, VP dell'Annunziata, 5 Baresi F, Marco Volpato. Macchina che prende velocità, va per lasciare i concorrenti partiti in questo istante. Buena Suerte B e Baresi F, l'errore di Bonita Bar lungo i birilli, Blasco Real. Passa Buena Suerte B sulla condiscendente, Blasco Real al largo, Baresi F che si presenta a chiedere strada dopo 150 metri di corsa. La squalifica ha colto Bonita Bar, i 200 metri iniziali in 15:1. Baresi F ottiene il via libera da Buena Suerte B. Passa Baresi F dopo un mezzo giro, è il battistrada nei confronti di Buena Suerte B, quindi Blasco Real alla retroguardia, Blue Train, i 400 iniziali in 32, frutto del 15 appena abbondante anche per il secondo paletto. Quartetto incolonnato in fila indiana, Baresi F, Buena Suerte B, Blasco Real, Blue Train, i 600 in 46,4 con Baresi F che porta il cronometro dalla propria parte al passaggio davanti alle tribune, continua a mantenere un abbondante nei confronti di Buena Suerte B, il giro di corsa in 1:1,8, la prima mossa è quella di Blue Train dal fondo del gruppo che mette la testa ai fuori, torna ad accelerare Baresi F quando si è a 6,50 dal termine, ora guida avanti alla coppia composta da Buena Suerte B e Blue Train, il chilometro 1:17,5, prende la via del largo anche Blasco Real a metà della dirittura opposta, Baresi F è in vantaggio nei confronti di Blue Train, poi Buena Suerte B, attacco della piegata finale, la dritta opposta in 14,7, 3/4 miglio in 1,32 con Baresi F che mantiene un abbondante nei confronti di Buena Suerte B, Blue Train la cui avanzata si è stoppata lì, Blasco Real che cerca di evitare per linee esterne all'ingresso della dritta arrivo, Baresi F a 1,5 di margine nei confronti di Buena Suerte B che cerca l'attacco al 100 al termine, Buena Suerte che rimonta l'avversario, Buena Suerte B che passa e chiude nel finale, viene a vincere con 3/4 di margine in semplicità davanti a Baresi F, poi Blasco Real e Blue Train, 2:2 appena abbondante totale, 1,16 la media al chilometro, che significa sì record, ma soprattutto significa terza corsa e terza vittoria per Buena Suerte B, VP dell'Annunziata, i colori della Freeway 2001, ma va sottolineato soprattutto il train di Tiberio Cecere, davvero il dominus della stagione delle B sinora dei 2 anni. Se non vado errato è la 16ª vittoria dall'inizio dei debutti per il trainer campano. Il successo di Buena Suerte B, Yankee Glide e Noe Sear, il numero 4 sul tabellone al primo posto, al secondo il 5 di Baresi F, al terzo il 2 di Blasco Real, al quarto il 3 di Blue Train. Questo era il Criterium Romagnolo 2019.